incidente stradale nella notte a Schio, motociclista di 54 anni finisce fuori strada e perde la vita, ferite lievi per la giovane passeggera, la vittima era un noto ristoratore di Thiene. A Trieste, anziana di 89 anni trovata morta sul pavimento di casa con una ferita alla gola, l'ipotesi dell'omicidio, fermata una donna dopo un inseguimento, conosceva la vittima. Fine settimana violento a Padova, doppio accoltellamento in discoteca Brusegana, al portello rissa per motivi di gelosia, sui 2 episodi intervenuta la polizia. Pompieri impegnati tutta la notte all'Ancenigo di Villorba, dove un furioso incendio è divampato a Villa Angelica a poca distanza dalle scuole, giallo sulle cause del rogo. Ancora degrado davanti alla scuola materna Fogazzaro di Vicenza, tossicodipendente si droga e viene ripreso col cellulare da una mamma, i genitori sul piede di guerra. Ad Altavilla Vicentina, scuola media chiusa oggi e domani per il raid vandalico del fine settimana, l'appello del sindaco Zattone ai responsabili dei danneggiamenti, costituitevi. Maturità 2025, prima prova scritta il 18 giugno, requisito determinante per l'ammissione la condotta, con un giudizio inferiore ai 6 decimi lo studente non potrà accedere all'esame di Stato. Intitolata oggi a Montenero di Bisaccia, la prima scuola in Italia a Sammi Basso, toccanti le parole della mamma dello scienziato Laura Lucchin. Calcio, la Coppa del Re torna domani sera in esclusiva su Antenna 3 a partire dalle 21:30, secondo turno di semifinale tra Real Madrid e Real Sociedad e tra Atletico Madrid e Barcellona. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre, lo avete sentito, con la cronaca dal Vicentino a Trieste. Allora veniamo alla notizia d'apertura, l'ennesima tragedia sulle strade della nostra regione, è accaduto la scorsa notte nel Vicentino a Schio, dove un motociclista di 54 anni è finito fuori strada e ha perso la vita, praticamente illesa la donna che viaggiava in sella al veicolo con lui. È morto nella notte a Schio Matteo Binetti, un commerciante di 54 anni a seguito di un violento incidente stradale. L'uomo in sella alla sua motocicletta con una passeggera di 20 anni avrebbe urtato un ostacolo sulla strada e, perdendo il controllo del mezzo, è finito fuori dalla carreggiata contro un muretto. Lo schianto è avvenuto verso l'una in via dell'Artigianato. Inutili soccorsi per salvare l'uomo, finito contro un palo della segnaletica, è arrivato in codice rosso all'ospedale, ma dove dopo poco è deceduto. La donna, giunta in stato di shock in codice giallo, non è in pericolo di vita. In corso di ulteriori accertamenti le cause effettive del sinistro da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Profondo cordoglio in città per la scomparsa del 54enne che, originario dei Trani, si era stabilito da anni in zona. Era conosciuto da molti come chef apprezzato e si occupava della commercializzazione di prodotti tipici della sua amata Puglia. Lasciamo per un attimo il Veneto, andiamo a Trieste, dove un'anziana di 89 anni è stata trovata morta sul pavimento della sua abitazione con una ferita alla gola. L'ipotesi è quella dell'omicidio, è stata fermata una donna dopo un inseguimento, una donna che conosceva la vittima. Una donna di 89 anni è stata trovata senza vita qui a Trieste in via delle Beccherie al Civico 7. È stata trovata a terra con la gola tagliata. Sul posto i carabinieri della provincia di Trieste, ma anche la squadra scientifica della polizia per analizzare tutta la scena. L'allarme è scattato poco dopo le 13. Gli uomini delle forze dell'ordine insieme ai sanitari del 118 si sono precipitati sul posto, ma ormai non c'era nulla da fare e i medici hanno potuto solo constatare il decesso. Isabella Tregnaghi, il nome della vittima, una persona conosciuta a Trieste. Poco dopo il ritrovamento del cadavere, il presunto omicida è stato fermato. Si tratta di una donna di mezza età. La ricercata è stata identificata subito, forse proprio grazie all'impianto di videosorveglianza installato all'interno dell'appartamento al terzo piano della palazzina. Infatti la figlia dell'89enne, residente a Bologna, stava monitorando l'appartamento della madre attraverso il cellulare. La terribile scena, il corpo senza vita steso a terra, l'ha vista sul cellulare. Contemporaneamente all'arrivo delle forze dell'ordine sul luogo del delitto, gli investigatori erano già sulle tracce della ricercata. La donna è stata fermata in via Bramante. Una vera e propria scena da film. 3 auto con personale in borghese a bordo inseguivano a sirene spiegate una Fiat Panda bianca. L'auto è stata circondata e bloccata al semaforo. La presunta responsabile del delitto, una donna alta sulla cinquantina con i capelli neri a caschetto, è stata fatta scendere dal mezzo e sono scattate le manette. Poi la donna è stata fatta salire sul mezzo delle forze dell'ordine.
Non sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Edoardo Mangano, il 19enne veronese morto folgorato da una scarica elettrica nella notte tra venerdì e sabato scorsi dopo essere salito sopra un treno merci vicino alla stazione di Porta Vescovo a Verona nell'intento di entrare in discoteca senza pagare il biglietto. L'ha deciso il pubblico ministero Alberto Sergi che coordina l'indagine. La causa del decesso è ritenuta certa e il magistrato ha disposto che il corpo possa essere restituito alla famiglia per i funerali. Gli accertamenti della polizia ferroviaria hanno confermato che la tragedia si è consumata in seguito al tentativo del giovane di entrare nella discoteca che confina con i binari della ferrovia. Doppio accoltellamento in discoteca a Padova e rissa al portello nel fine settimana. Interviene in entrambi gli episodi la polizia. La violenza all'alba nella pista da ballo che incomincia a svuotarsi. 2 giovani, un 24enne russo e un 30enne moldavo, sono rimasti feriti da alcune coltellate e sono stati soccorsi dalla polizia, intervenuta all'interno della discoteca Utopia di Via dei Colli a Padova dopo la chiamata di alcune ragazze che segnalavano una rissa. Il 24enne russo ha riportato una ferita al polso, mentre il 30enne moldavo alla schiena. La squadra mobile in queste ore sta cercando di ricostruire la dinamica, identificando e ascoltando gli altri clienti presenti nella discoteca al momento della violenza. Il questore Marco Dorisi ha disposto anche i controlli sul locale per una possibile sospensione della licenza. Ma quella alla discoteca Utopia di Brusegana non è stata l'unica violenza in città nel fine settimana. Le volanti alle 6 del mattino di domenica sono intervenute anche al portello per una rissa in strada. A scatenare tutto sarebbe stata la gelosia. 3 ragazze uscite con 3 ragazzi da un locale volevano allontanarsi con un altro gruppo di giovani e così è scattata la lite. All'arrivo della polizia tutti e 6 sono stati identificati e indagati per rissa. Si tratta di 6 giovani tra i 22 e i 28 anni, tutti padovani. Uno di loro ha riportato la rottura di un dente. Al vaglio del questore possibili misure di prevenzione personale. La violenza tra giovanissimi è sempre più frequente in città. Qualche giorno fa 6 minorenni sono stati denunciati dopo una rissa con spray al peperoncino nel tram. Una situazione che deve essere gestita, tuona l'opposizione in consiglio comunale. Io penso che sia giusto chiamare queste persone con i loro nomi. Delinquenti, sono dei giovani criminali che si organizzano con lo scopo di creare risse, con lo scopo di ritrovarsi per mettere a repentaglio anche la sicurezza dei residenti, dei cittadini e anche di tanti altri giovani purtroppo che magari vorrebbero vivere la città in modo sano e che invece si ritrovano molto spesso ad essere aggrediti da questi gruppi di delinquenti. È evidente che anche su questo il governo sta ampiamente facendo la sua parte con il DL Caivano. Noi a Padova non vogliamo che ci sia un'altra Caivano e quindi è necessario che anche l'amministrazione comunale adotti tutti quegli strumenti che ha a disposizione per intervenire. Ancora giallo sulle cause del rogo a Villa Angelica, storica Villa Veneta, a Lancenigo di Villorba, siamo in provincia di Treviso. È giallo sull'incendio divampato durante la notte a Villa Angelica in via Franchini a Lancenigo di Villorba. Le fiamme hanno pressoché distrutto la barchessa e i vigili del fuoco, arrivati con 22 uomini, 5 autopompe e 4 autobotti da Treviso, Montebelluna, Conegliano e Asolo, hanno lavorato tutta la notte per domare l'incendio e soprattutto mettere in sicurezza le scuole adiacenti e il corpo centrale della villa. Sindaco e assessore sono rimasti lì quasi tutta la notte. La prima preoccupazione era proprio che fosse interessato il corpo scolastico e quindi diciamo la velocità nel anche uscire anche noi per provare a verificare che non ci fosse un interessamento, perché insomma la villa ha sicuramente pregio, ma il corpo scolastico è sicuramente un qualcosa che avrebbe dato un danno forse maggiore dal punto di vista proprio anche di tutti gli alunni. Sulle cause invece stanno indagando vigili del fuoco e carabinieri. Tutte le piste sono aperte, compresa quella dolosa al momento. Di certo non sono state trovate persone all'interno, quindi non risultano feriti. La villa è abbandonata da anni. Non abbiamo ancora notizie sulla causa, una villa che meriterebbe essere riportata al suo fascino, purtroppo disabitata da molto tempo, adesso appunto sono ancora in corso le indagini. Il primo dubbio effettivamente era che ci fosse qualcuno all'interno, in realtà fortunatamente non ci sono feriti, non abbiamo riscontri e quello è l'altro lato molto positivo. Vediamo cosa dicono le indagini, anche perché la villa era in uno stato abbandonata, insomma non ci vivevano da anni.
Villa Angelica è del XVI secolo, un patrimonio importante per il territorio. L'intervento dei pompieri è stato particolarmente complesso a causa della folta vegetazione del parco. I danni sono ingenti e da quantificare. È crollato il tetto della barchessa praticamente, quindi la barchessa è inagibile, una parte della barchessa. A Vicenza ancora degrado davanti alla scuola materna Fogazzaro, un tossicodipendente si droga e viene ripreso con il cellulare da una mamma. Le immagini del degrado sull'argine del Bacchiglione, a pochi metri da piazza Matteotti. Quest'uomo si sta drogando alla luce del sole, incuranti degli sguardi dei passanti che attraversano la passerella pedonale tra Viale Giuriolo e via Nazario Sauro. Siamo a pochi metri dalla scuola materna Antonio Fogazzaro. Una mamma che non può fare altro documenta la scena raccapricciante. Una situazione inaccettabile qui, dove solo un mese fa i bambini avevano raccolto una siringa nel parco giochi della scuola, consegnandola alle maestre. I genitori spaventati e infuriati avevano chiesto urgenti misure per aumentare la sicurezza per l'incolumità dei loro figli. All'amministrazione i genitori appunto avevano richiesto di fare alcuni lavori di protezione nell'ambito all'interno del parco e quant'altro, e i lavori appunto che sono stati eseguiti, come si può vedere, sono dei semplici lavori di normale manutenzione, quindi dal taglio della siepe, la risistemazione della rete, quindi nulla più. C'era stato garantito più controlli, però visto quanto è successo questa mattina probabilmente i controlli non sono sufficienti. Una situazione oggettiva di pericolo che non riguarda solo questo plesso. Essendo presidente anche degli asili della città, fatti come questi non si verificano esclusivamente solo qui al Fogazzaro, ma si verificano anche su altri asili, e questa cosa è ben preoccupante. Per questo la situazione diventa tema politico su cui l'opposizione in Consiglio comunale chiede conto dell'operato della Giunta. Il problema è proprio questo degrado e insicurezza dilagante in città. Non basta sistemare la siepe alle nostre spalle della scuola, ma bisogna affrontare quello che abbiamo davanti, quindi senza tetto che dormono, che lasciano siringhe, una situazione assolutamente incontrollata e che evidentemente l'amministrazione in carica non vuole governare, che sta dilagando su tutta la città. Chiediamo maggiori controlli, una coerenza amministrativa tra il dire e il fare che la città non sta vedendo, e il degrado è veramente diventato a livelli inaccettabili. Ad Altavilla Vicentina chiusa la scuola secondaria Marconi per danneggiamenti ad opera di ignoti durante il fine settimana. Rivolgo a quei ragazzi che possono aver fatto danni di scrivermi, parlare, andare dai carabinieri, anche informare. Appunto, non per forza dobbiamo uscire sulle TV, però è importante che capiscano, che si rendano conto, che facciano loro il primo passo per rendersi conto di quello che hanno fatto. L'indignazione e l'appello del primo cittadino di Altavilla verso i vandali che nel fine settimana hanno devastato la scuola Marconi, che oggi è stata chiusa. La devastazione in quasi tutti i locali del plesso è stata talmente grave che servirà anche la giornata di domani per sistemare tutto. Al lavoro oggi sono state chiamate 8 squadre di pulizia che lavoreranno ad oltranza per poter riaprire i battenti del plesso mercoledì. Hanno scaricato degli estintori, rovinando delle apparecchiature, delle attrezzature. Mi ha anche appena chiamato l'ufficio che può essere che sia stato rovinato il lavoro fatto sull'ascensore che stavamo proprio mettendo a posto. Quindi ancora non sappiamo quantificare i danni, perché le imprese di pulizie sono all'opera per pulire prima di verificare, però è abbastanza salato il conto questa volta. Sì. Abbiamo incontrato il sindaco poco dopo aver depositato la denuncia dell'accaduto ai carabinieri. Desolante il quadro che ieri mattina si è presentato ai primi assessori che si sono precipitati nella scuola dopo l'attivazione dell'allarme. Qui vediamo una LIM, o comunque un computer che è stato rotto ma gettato a terra proprio con cattiveria, con violenza, nel senso che credo che non serva a nessuno vedere queste bravate. Cioè, la scuola ha bisogno di attrezzature. Una cosa che ci ha colpito è che oltre a aver danneggiato le classi hanno anche distrutto un lettino di un ragazzo disabile, e questo fa molto male, la cosa che mi ha colpito di più di questo evento. Provvederemo quanto prima a rimettere a nuovo il sistema d'allarme e collegarlo sicuramente a una centrale operativa come il 112. A questo punto sarebbe importante che chi ha commesso
questo reato, perché di reato si parla, venisse e lo dicesse chiaramente, di modo che insomma magari cerchiamo di essere anche un po' più accomodanti. Certo è che se dobbiamo scovarli noi saranno altre le conseguenze. Restano misteri i motivi che hanno spinto un anziano piemontese a rubare la foto di Giulia Cecchettin. Aspettano il ritorno a casa della foto di Giulia i parrocchiani di Saonara, che sabato con sgomento avevano appreso la notizia del furto della fotografia della giovane uccisa dall'ex fidanzato nel novembre del 2023, divenuta simbolo della lotta contro la violenza di genere. La foto era stata rubata da un altare laterale della chiesa del comune dove è sepolta la ragazza da un 70enne della provincia di Verbania, che ad oggi non ha ancora fornito alcuna spiegazione del suo gesto. Siamo felici che la foto sia stata ritrovata e che la cosa si sia risolta. Cercheremo di capire anche attraverso i carabinieri le motivazioni di questo gesto che sembra veramente anomalo, e per noi appunto importante è che la foto ritorni al suo posto, perché la foto sull'altare in chiesa era per tutti noi parrocchiani, anche per i cittadini, un momento di riflessione per quello che è successo, per quello che è accaduto, e anche un momento di preghiera anche per non solo per Giulia ma per tutti, anche per i giovani, per i ragazzi e per le donne che sono vittime di questi femminicidi. Cosa abbia spinto l'anziano a percorrere oltre 700 km per arrivare nel Padovano e trafugare la foto resta un mistero. Ha agito a colpo sicuro e senza nemmeno nascondere il suo volto. I carabinieri però, grazie alle telecamere di sorveglianza della chiesa e quelle targa system posizionate sulle vie del comune, sono risaliti a lui nonostante sia incensurato. Fondamentale la videosorveglianza, perché ci ha permesso di individuare la persona, di individuare le targhe anche lungo il percorso insomma, che è stato fatto, e quindi individuare subito di chi si trattava. Dopo oltre 5 mesi dalla richiesta di verifica delle condizioni per accedere al suicidio assistito, un 67enne residente in Veneto nel territorio dell'ULSS 6 Eugania, affetto da glioma diffuso, non ha ancora visto effettuate le visite domiciliari previste secondo sentenza della Corte Costituzionale. Lo afferma in una nota l'associazione Luca Coscioni. Roberto, nome di fantasia, soffre per un tumore cerebrale diagnosticato nel 2006. Dal 2018 la sua condizione è peggiorata, con crisi epilettiche quotidiane e difficoltà motorie che gli causano frequenti cadute. Lo scorso ottobre ha chiesto alla sua azienda sanitaria la verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito. A dicembre l'ULSS ha nominato una commissione medica, ma ad oltre 5 mesi dalla richiesta non sono ancora state effettuate le visite domiciliari. L'associazione ha presentato formale diffida all'ULSS, che in queste ore ha fatto sapere che domani si riunirà la commissione medica. Esame di maturità 2025, la prima prova scritta sarà il 18 giugno con inizio alle 8:30. Il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l'ordinanza ministeriale che definisce le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, requisito fondamentale per l'ammissione il giudizio sul comportamento. Nel caso lo studente riporti in sede di scrutinio finale una valutazione inferiore ai 6 decimi non sarà ammesso. Se invece la valutazione del comportamento sarà pari a 6 decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali. La valutazione della condotta inciderà anche sui crediti per l'ammissione. Il punteggio più alto potrà essere assegnato esclusivamente agli studenti che avranno ottenuto un voto di comportamento pari o superiore a 9 decimi. Altro requisito necessario è lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, i cosiddetti PCTO. Con queste misure compiamo un nuovo passo avanti per una scuola seria, formativa, che educhi al rispetto e alla responsabilità, ha dichiarato il ministro Valditara. È intitolata oggi a Montenero di Bisaccia la prima scuola a Sammibasso. Emozione grandissima, è stata una cerimonia veramente toccante e emozionante. Titolare un istituto omnicomprensivo a suo nome è stata veramente una cosa stupenda, emozionante. Ben comprensibile l'emozione di Laura Lucchin, madre di Sammibasso, il giovane biologo scomparso lo scorso 5 ottobre, che tanto ha fatto per la ricerca scientifica per la cura della progeria, malattia da cui era affetto, al quale è stata intitolata la prima scuola in Italia, l'Istituto Omnicomprensivo Molisano di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Una cerimonia intensa che ha rispettato in toto l'insegnamento di vita di Sammi.
Nelle parole che sono state dette stamattina veramente hanno preso proprio la parte centrale di Sammy. Ecco, e come abbiamo anche detto noi, sarebbe bello prendere proprio ad esempio quello che è stato Sammy nel suo percorso di vita. Se l'aspettava? No, come tutte le cose che sono successe subito dopo, cioè si è mosso veramente il mondo e anche questa è stata una sorpresa. Più che mai esaustiva la motivazione di questa intitolazione, rappresenta un forte segnale educativo e valoriale, un riconoscimento della sua capacità di trasmettere ai giovani un messaggio di speranza, resilienza e fiducia nella scienza e nell'istruzione. Un tassello in più per portare avanti il lavoro di Sammy Basso e di tutta l'equipe scientifica in Italia e all'estero. Noi abbiamo sempre detto che non ci fermeremo mai, continueremo a portare avanti quello che stava facendo Sammy e noi anche con l'associazione dobbiamo portare avanti questo, poter dire a una famiglia che ha un figlio con progeria, tranquilli, sappiamo come curarlo. Sport, calcio, la colpa del re torna domani sera in esclusivo su Antenna 3 a partire dalle 21:30. Da una parte il Real Madrid, che forte dell'1-0 della prima gara, torna a sfidare il Real Sociedad. Dall'altra Atletico Madrid e Barcellona che si affrontano di nuovo dopo lo spettacolare 4-4 del primo confronto. Su Antenna 3 ritorna in esclusiva la Copa del Rey, la Copa del Re spagnola, e protagoniste sono le principali compagini del calcio iberico. Secondo turno delle semifinali domani e mercoledì sera alle 21:30, appuntamento da non perdere sulla nostra emittente che seguirà in diretta l'evento. Si comincia domani sera con la sfida tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e i baschi del Real Sociedad. La prima partita di semifinale ha visto i madrileni prevalere di misura con un gol di Felipe. Per i bianco-blu c'è dunque grande voglia di riscatto. Dall'altra parte Atletico Madrid e Barcellona arrivano da una partita incredibile. I madrileni, sopra per 2-0 nei primi 6 minuti, si sono fatti rimontare e superare ancor prima di rientrare in spogliatoio per l'intervallo. Sul 4-2 per i catalani non si sono però persi d'animo e hanno ricambiato la beffa, agguantando il 4-4 con 2 reti tra l'84esimo e il recupero. Dopodomani sarà dunque di nuovo calcio spettacolo. Copa del Re da non perdere quindi su Antenna 3 in esclusiva domani sera dalle 21:30 con Real Madrid contro Real Sociedad e mercoledì sempre dalle 21:30 Atletico Madrid contro Barcellona. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio ora alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.